Vicepresidente, oggi il primo sopralluogo al cantiere del nuovo ospedale, siamo al 15° padiglione. Come sono i lavori e come ha trovato la situazione? I lavori sono appena avviati e quindi mi pare che stiano procedendo. Sento che il responsabile del procedimento è molto soddisfatto di come stiamo avanzando, le bonifiche belliche sono completate e quindi attendiamo che i lavori procedano secondo programma. Mi dicono che il cronoprogramma avrà bisogno di 3 anni di lavori ed è evidente che il completamento di questo padiglione in aderenza al padiglione già esistente soprattutto consentirà il riposizionamento del nuovo pronto soccorso, quindi con un accesso che libererà la parte centrale dell'ospedale di Udine alla quale tutti siamo abituati, e ci sarà un'entrata posteriore con una viabilità di carico che mi pare tenga molto bene rispetto alle previsioni che ci sono state. Inoltre mi pare l'altro aspetto importante è che in copertura di questo fabbricato, adesso saranno completate le attività progettuali, ci sarà la piastra, cioè l'elipiazzola, quindi la possibilità che l'elicottero possa atterrare direttamente nel padiglione dove risiederà l'attività di emergenza-urgenza. Un lavoro che è già finanziato, tra l'altro. Un lavoro che è finanziato con l'articolo 20, la comunicazione è del 20 aprile 2013, quindi vuol dire questi sono i tempi delle opere pubbliche. L'unico elemento di interessante e di orgoglio è che le coperture derivano anche dalla precedente legislatura, quindi un lavoro programmato che continua. Sono contento di essere venuto qui, non sono venuto soltanto per vedere i cantieri, sono venuto anche per altro, ma ho approfittato per vedere questa infrastruttura che si è avviata, sarà realizzata, e nel giro di qualche giorno andrò a vedere anche gli altri 2 investimenti importanti che sono avviati, quello di Trieste e quello di Pordenone, che sommano circa nelle disponibilità del Servizio Sanitario Regionale investimenti che si attestano intorno ai 600 milioni di euro. Quindi un programma di investimenti importante. La sanità è anche questo, è programmare per il futuro e dare risposte migliori con servizi più qualificati.